Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso, benvenuti in una nuova puntata di Rome 2 Total War, moddato con la Divide Timpera, giocato in modalità storica, dove cerco più che altro di seguire le orme di Roma antica, di Roma reale, in questo gioco che di reale direi che ha ben poco. Nello scorso episodio, puntata estremamente avvincente, dove abbiamo visto lo scontro tra questi tre eserciti. Uno, il nostro, la legione XVI libica, guidata dal generale Appio V Bestia, e due eserciti nemici che ci hanno dato veramente del filo da torcere e anzi ci hanno addirittura sconfitto in battaglia. Il risultato finale comunque ci vede, diciamo, non estremamente perdenti, ci siamo dovuti ritirare per recuperare le forze, per reintegrare le truppe che avevamo perso, ma anche loro non sono più in grado di attaccarci e di darci problematiche. Tra l'altro è intervenuta anche una legione che ho portato prontamente a difesa della città di Atra, cioè quindi parlo della legione Quinta Liberatrix, che comunque è praticamente in full, perché gli manca solo un'unità che prenderà nel prossimo turno. E ritorniamo poi nella schermata qua e siamo adesso in una situazione dove potremmo attaccare benissimo questo insediamento, l'insediamento di Ectabana dei parti, che ci consentirebbe, vedete come è raffigurato qua, abbiamo superato le montagne che ci dividevano, cioè ci separavano insomma dai parti, e con la conquista di questa città avremmo la visione di tutto questo altopiano che per noi è fondamentale. Quindi io direi dobbiamo procedere assolutamente alla conquista, perché sarebbe il primo passo di Roma verso il territorio dei Parti, ma un passo importante, al di là poi della presa della depressione del Tigri e dell'Eufrate. A nord invece abbiamo una situazione particolare, abbiamo una situazione di questa legione che è guidata da Furio Papio Tubero, che cercherà di diciamo contenere l'avanzata dei parti in questa zona, mentre invece qui dietro abbiamo un'altra legione che avrà il compito, partendo da qui appunto, fa tutto questo tragitto, avrà il compito poi di risalire, andare a attaccare l'insediamento di Fasis, per poi risalire ulteriormente e andare ad attaccare Fanagoria, in modo tale da eliminare, da togliere ai parti il controllo del Mar Nero. Non so se riusciremo a farlo, vedremo. Nel frattempo questa legione potrebbe benissimo attaccare l'insediamento di Artaxa, perché si trova direttamente qui, una volta conquistato l'insediamento di Fasis, per poi puntare alla città, all'insediamento di Maxaheta. Mamma mia che nomi. Vedremo ragazzi, vedremo. Tra l'altro c'è anche questo insediamento di Trigano Certa che dovrà essere poi conquistato da Roma, perché comunque fa parte dei nostri territori. Allora signori, io direi non perdiamo tempo, ora che abbiamo fatto il riassuntino, e andiamo a attaccare subito questo insediamento, perché abbiamo ben le due scale a pioli, l'ariete pesante e la torre mobile pesante. Io direi che possiamo farcela. Prevedo di attaccare il nemico facendo esaurire il tiro sulle torri mobili e anche magari sulla rete pesante, adesso vediamo, e poi di entrare nelle mura e creare scompiglio. Non abbiamo tante unità di terra, pace amen, però comunque abbiamo un po' di artiglierie, abbiamo qualcosina di cavalleria, secondo me è facile. Non vado a fare la risoluzione automatica perché mi dice che perdiamo ben il 30% dell'unità. Mi sembra veramente un'esagerazione con tutte queste macchine di assedio. E adesso vediamo come va. Città divisa da un fiume, particolare. Ok, iniziamo lo schieramento. Vediamo un po' qual è la situazione. Allora, città molto molto bella, molto molto partica. Questa non sarebbe male come entrata. Avrei due torri a difesa, quindi qui c'è il fiume, attraversamento. Qui c'è solo una torre, qui un'altra torre, qui un'altra torre, qui un'entrata, ok, non sarebbe male neanche qua, però c'è questa torre un po' fastidiosa effettivamente. Qui abbiamo tantissime torri, quindi qua nella città, diciamo, sacra, guardate tra l'altro che bella, bellissimo, con il giardino, tutta la parte bellissima. Qui questa, diciamo, c'è una doppia difesa. Qui
teoricamente vedo solo una torre ma è lontana, quindi potremmo effettivamente entrare in questa zona. Potremmo effettivamente, qui c'è una torre che potrebbe darci noia qua. Il problema è, sono le mura. Il problema sono le mura. Cioè io cioè mi conviene attaccare da un punto più ampio. Tipo magari qua. Non che questa città ne abbia tanti punti ampi, però magari attaccare qui c'è un anfiteatro. Tra l'altro sembra molto romano, tra l'altro. Come, vabbè. Comunque ci converrebbe attaccare magari in questa zona, perché così riusciamo a sfruttare tutte le nostre torri d'assedio e l'ariete contemporaneamente. Non che le scale, non che le scale. Poi, una volta preso, magari andiamo qui con le scale o qui, adesso vediamo, scendiamo, occupiamo questa torre. Sì, non è proprio il massimo entrare da qui, non è proprio il massimo, però è l'unico punto che ha l'entrata e dello spazio utile per salire sulle mura, perché da altre zone non ci sono entrate, cioè le entrate sono qui ma non c'è lo spazio utile. Niente, dai, ci mettiamo in questa posizione, non è la migliore, però non è neanche così brutta. Allora, qui ci mettiamo una macchina d'assedio qui davanti, sicuramente. E l'altra macchina d'assedio la mettiamo qui. Allora, fatemi vedere che truppe ci sono. Ok, loro sono i regionali corazzati, buono. Va bene. Loro potrebbero salire le mura, e questi addirittura la corte potrebbe salire le mura. Va bene. Allora, la corte la mettiamo dietro a questi, in modo tale che la torre si prenda tutto il fuoco, sperando che non si incendi. E anche loro la stessa cosa, vengono protetti dalla torre. L'ariete invece ovviamente deve andare centrale. In supporto abbiamo la cavalleria, che la mettiamo qui e gli diamo un gruppo di selezione. Qui dietro il generale, che da questa collinetta si guarda tutta la scena. L'artiglieria la teniamo invece puntata qui, perché l'obiettivo sarà centrare questa torre, ma non credo di portarla giù. Questi invece li tengo. Anzi, per ora non vado neanche a tirare giù la torre, onestamente. Adesso vediamo quante sono le truppe. Questi li tengo perché li voglio mettere davanti alla cancellata. Anzi, li metto qua, poi li sposto. Ok, l'obiettivo sarà aprire il cancello, tirar giù tutto e tirare dentro le pietrate. Però non so se riusciremo a farlo. Qui abbiamo i nostri legionari, li mettiamo in formazione di testuggine, pronti ad avanzare quando il nostro ariete avrà fatto quello che deve fare, cioè tirar giù la porta. Qui abbiamo il tiro, che li mettiamo subito dietro. E direi che ci siamo. Abbiamo mancato un tiro. Direi che ci siamo. Lo abbiamo mancato ancora. Questo non vuole venire in battaglia. Forza, forza. Va bene, allora iniziamo la battaglia. Io direi che così ci siamo. Loro hanno purtroppo delle macchine d'assedio. Vabbè, avanziamo. Ok. Qui hanno solo degli arcieri, quindi ottimo, avanziamo. Allora, piacerebbe vedere se con questi riesco a tirare, però mi sembra un po' troppo. Va bene, andiamo avanti con questo e tiriamo. Wow, wow ragazzi, madonna, che colpo. Che colpo. Cavoli. Parecchio danno. Andiamo avanti con questi anche. Ok, facciamo che le torri vanno un po' più di qui. E voi qua. Ok. Ora attendiamo. Le legioni possono benissimo prendere il tiro. Ah, ci hanno colpito una macchina d'assedio, Vabbè. Stiamo tranquilli, acceleriamo. Ma guardate che bella la torre, bellissima, con tutti i romani. È una figata. Attenzione, attenzione che potrebbe prendere fuoco, Attenzione. Quindi dai ragazzi, forza, spingete. Cerchiamo di arrivare all'obiettivo. Ok, anche loro. Ottimo. Qui che è successo? Qua mi sa che abbiamo perso delle unità, seguito a un tiro di artiglieria. Porca miseria. Forza, forza. Qui si sono concentrati su di loro, che sono più facili da colpire. Va bene.
Ok, mettiamoci in punto in difensiva, non dovremmo avere particolari problemi, sperando che non ci tirino addosso. Ok, qui stiamo per sbarcare con le torri, guardate che bella questa scena. Ce la gustiamo da parte loro. Attenzione. E i romani sono arrivati. Boom, bellissimo. Forza ragazzi. Tutti in battaglia. Ok, perfetto. Scendete, prendetevi il vostro spazio, utilizzate gli scudi e difendete i vostri fratelli. Ottimo. Ottimo. Bellissima questa scena. Arrivano anche loro. Forza, salite sulle mura. Qui sono arrivati, perfetto. Ok. Attaccateli, forza. Adesso arrivano anche loro. Mamma mia, cosa sta succedendo qua? Un bug grafico, probabilmente un glitch, non so. No, qui aspettiamo usare l'artiglieria. Ok, qui sbarchiamo. Forza, combatteteli. Perfetto, piano piano adesso i romani salgono. Ok. Sono usciti i parti. Sono usciti i parti. Forza, andiamo avanti la cavalleria e andiamo a intercettarli perché questi rischiano la pelle. Ok, intanto i romani stanno combattendo. Ok. Ok, eccoli arrivati i romani. Perfetto. Cavallerie in avanti. Ok. Generale che ci dà delle problematiche. Attenzione. Dobbiamo riuscire a intercettarli. Perfetto. Qualcosina. Qualcosina. Ok, qualcosina l'abbiamo fatto. Intanto con l'ariete, scusate, continuiamo a tirare giù le mura. Ok. Ci rimettiamo di qui. Ok, qui Roma ha sconfitto questa unità, piano piano. Ok. Dai, legionari, forza. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok. Andate qui. Anzi, andate a prendere questa artiglieria. Voi invece scendete. Ok. Perfetto. Andiamo alla porta. Che danni sta subendo? Non mi sembra stia subendo dei danni però. Non capire sta cosa delle porte che facciano così. Non capire se sono aperte oppure no. Allora sganciamoli. Vediamo se sono aperte. No. Ma c'è un bug ragazzi sull'ariete. C'è un bug. Ok, qui intanto abbiamo preso quello che dovevamo prendere. Scendiamo. Scendiamo, andiamo nella piazza, andiamo a occupare la piazza. Allora voi staccatevi e salite da qua. Ok. Forza cavalli, forza però. Più veloci, grazie. Qui abbiamo preso la torre, ottimo. Ok, avanziamo. Andiamo a prendere questi. Ok, qui diamo fuoco alle mura. L'ariete qui non so perché non funziona. Va bene. Ce l'hanno sabotato gli infami. Ok, qui andiamo a distruggere la macchina d'assedio. Potrebbe essere una rottura di scatole. Ok. Allora, facciamo che voi andate a prendere questi arcieri, va? Scudo contro scudo con questi.
Ok, chiudetevi. Voi avanzate, perfetto. Dai, da fuoco veramente bassi. Niente, non funzioniamo troppo, non siamo performanti. Ok, intanto avanziamo qui. Qui siamo a contatto, chiudiamoci. Ok, avanziamo. Ok, avanziamo nella conquista. Ok. Ottimo. Ottimo, spostiamoci di qui. Ottimo, stanno scappando anche loro. Ottimo. Piano piano. Partita un po' problematica, Troppo qua. Ah, mi sa che ci hanno danneggiato l'ariete. È quello forse che non funziona. Non si muove proprio. Vabbè, li sganciamo a questo punto. Gli diciamo di venire sulle mura. A questo punto non possiamo fare altrimenti. Ok, scendete. Ok, voi andate a occupare, andate a prenderli da qua dietro. Voi scendete, ottimo. Ok, andate contro questi. Dai, forza, spingete. Forza, forza ragazzi, dai. Forza, forza. Combattete sulle mura. Voi, anche voi voglio qui. Ok, ecco qui i romani che scendono, perfetto. Ok, gli arcieri schiacciati. Devo andare su aiutare questa legione, la corte di avvocati che sono un po' in difficoltà. Forza. Ok. Andate a prendere la cavalleria. Cavalleria che si defila. A questo punto andiamo direttamente sugli arcieri sotto. Ok. Ok, attenzione a questi. Ok.
Scendiamo dalle mura. Qui ormai il paninazzo l'abbiamo fatto. Ottimo. Ok, ottimo. Scendiamo da qui. E scendiamo da qui. Qui adesso ragazzi, dai. Forza. Bell'attacchino. Ok. Forza, avanzate. Dovete evitare questi avvocati. Ok. Ok ragazzi, si stanno arrendendo. Ormai la porta è completamente nostra. Ormai facciamo entrare con questi. Ma ok, perfetto. E l'ariete non ha funzionato. Non so se ha preso fuoco, non ho ben capito. Che l'animazione non era proprio perfetta. Comunque abbiamo perso 284 uomini. Direi accettabile. Sicuramente non il 30%. Ok, perfetto. Ottimo, andiamo a radere il suolo e trasformiamolo in una città di Roma. Perfetto ragazzi, abbiamo preso tutta questa parte dell'altopiano che è perfetta per controllare quello che fa il nostro nemico. Ottimo, veramente ottimo. Ora va solo romanizzata. Non abbiamo fondi però. Piccolo problemino. Non abbiamo fondi. E vabbè. Vedremo il prossimo giro. Vedremo il prossimo giro. Potevo usare dei fondi per qua, ma... Ok. Ma no, non lo faremo. Cioè l'idea era di attaccare l'insediamento e bruciarlo come al mio solito per prendere dei soldi, ma meglio di no. Ok. Andiamo con la fine del turno. Ah, attenzione, ci sono tante robe da andare a fare l'upgrade. Ottimo, qui a Roma è ottimo. Allora, vediamo. Sicuramente ricchezza derivante dal commercio, crescita per la cittadina e poi vediamo cosa c'è. Se ci fosse meno tra il banditismo. Meno tra il banditismo, che a Roma fa sempre bene. Ok, ci siamo portati sotto questa linea. Ottimo. Ottimo, abbiamo una corruzione molto alta, e ci ruba un po' di soldi questa cosa qua, di sicuro. Allora, questa legione... cosa sta succedendo qui? Adesso andiamo a vedere, andiamo a curiosare. Allora, vediamo. Questa legione gli diamo... Ah no, scusate, questo è il veterano. Il veterano è sicuramente esperienza. Sì, costo, assolutamente. E demoralizza esercito o azioni ostili. Oppure probabilità raduna schiavi. Sanzioni sull'ordine. No, andiamo a fare su demoralizza esercito. Potrei anche mandarlo in giro, effettivamente. Qui sono in... non riesco a capire cos'è questo assembramento di unità. Ma loro sono in guerra. No, non sono in guerra. Sono in guerra con le lucertoline, che non so dove siano. Per da qualche parte saranno. Ok. Questi sono pericolosi, Vogliono prendersi anche questo insediamento. Speriamo di no. Speriamo di no. Fatemi portare in questa zona per vedere cosa sta succedendo. Un altro esercito. Questa cosa mi piace particolarmente. Alto fuma? No, ok. No, ok. Va bene. Allora, poi ci sarà sicuramente qualcun altro da fare upgrade. Eccolo qui. Lucio Fabio. Eccolo qui, anche lui un veterano. Vediamo che upgrade può fare. Ok, già un buon livello. Meno costo delle azioni. Oppure raduna schiavi. No, andiamo sul costo. Andiamo a abbassare il costo. Ah, c'è ancora qualcos'altro che possiamo fare. Allora andiamo sul raduna schiavi a questo punto. Ed è al massimo. Veterano a manetta quest'uomo. Ok. Ah, qui abbiamo la falange, vero?
Lei è ferma qui per un motivo che adesso non mi interessa, per controllare. In realtà partiamo da qua, vedere un po' cosa sta succedendo dai nostri alleati, che vedo del fumo, però non credo sia dovuto a delle guerre. Va bene, abbiamo fatto il tutto, andiamo su fine turno e vediamo il prossimo giro cosa ci attende. Mm. Ok, parti stanno arrivando verso di noi. Mm. Ok, qui se ne tornano indietro, ottimo. Ci fanno la festa in città? Ok, una sovversione in questo insediamento, va bene. Baetica, scusate, cosa c'era scritto? Fatemi vedere, scusate. Editto annullato. Oh oh, oh oh, oh oh signori, oh oh signori. La Spagna è in rivolta. Disastro. Spagna e una parte dell'Africa. Signori, disastro assoluto. Disastro assoluto. Cioè, secessione me lo mette in fondo l'ultima. Va bene, fanculo, va. Secessione per Roma, ragazzi. Anche qui si è scisso, sì, anche qui. Vabbè, qui recupero facilmente. Oh, cavoli. Queste due le recupero velocemente. Adesso devo vedere quali legioni sono... È un disastro, ragazzi. È un disastro assoluto. Un disastro assoluto. Qui siamo completamente circondati, ma soprattutto, ragazzi, disastro assoluto. Secessione totale, signori. Adesso vedere quali legioni mi sono rimaste fedeli. Congiura, congiura. Congiura. Questa nemica. Questa è nemica. La decima africana è nemica. Oh, cavoli. Qui, quali legioni mi sono rimaste fedeli? Tutte. Tutte. Tranne la decima africana. Mamma mia, qui la decima africana mi può fare dei danni clamorosi. Clamorosi, signori. Clamorosi. E poi ho perso tutta la Spagna. Mamma mia, ho perso tutta la Spagna, signori. E al di là che questi territori li recupero velocemente, però è un casino, ragazzi. Prima o poi doveva succedere. Però non pensavo onestamente adesso. Le flotte mi sono rimaste alleate. Fatemi vedere. Fatemi vedere le flotte. Ok, una flotta sì. L'altra dovrebbe essere tipo qua. Sì, ok, le flotte mi sono rimaste alleate. Le flotte mi sono rimaste alleate. Ragazzi, è un bel casino. È un bel casino. È un bel casino.
È un bel casino. Questo però mi è rimasto. Ah, mi è rimasta questa legione, ma non mi è rimasta Cartago. Poi guadagno anche molto meno adesso. È un bel casino. Poteva andare molto peggio, eh. Devo creare una legione assolutamente su Massilia qua. E portarne giù una da qui. Mamma mia ragazzi, che disastro. Che disastro. La Spagna si ribella, signori. La Spagna si ribella. Dai, allora non perdiamoci d'animo. Non perdiamoci d'animo. Allora mandiamo subito questa legione, la Rapax. La mandiamo assolutamente a difendere, almeno a Sigintum. E la spostiamo giù. Passeremo per i Suebi, però ragazzi, c'è bisogno di accorciare i tempi. Perché qui il pericolo che arrivi in città è grave, gravissimo. Magari a Populdeva potrei anche sbloccare una legione, costruirla. Non lo so, adesso vediamo. A Massilia sicuramente facciamo una legione. Per forza. Vediamo di trovare un generale che sia all'altezza della riconquista della Spagna. Mamma mia, che disastro. Ma fatemi vedere, scusate, a livello politico come siamo messi a questo punto. Ok, sono rimasti solo due fazioni e abbiamo il 57% del controllo. Fatemi vedere, sì. E abbiamo il 57% del controllo. Quindi se io faccio sicura promozione. È un bel disastro, ragazzi. È un bel disastro. È un bel disastro. È un bel disastro. Allora, diamogli una palla al piede a questi. Tipo a lei. Diamogli questo, che è una bella palla al piede. Allora, vediamo se c'è un'altra palla al piede da dargli. E questo comunque ci fa un più di ordine pubblico per provincia, direi non male. Allora, ragazzi, dobbiamo. Allora, a breve arrivano le nuove organizzazioni. Però ragazzi, qui è un disastro totale. Non me l'aspettavo, signori, non me l'aspettavo. Allora, vediamo. Creiamo le forze. Questo un 8, direi che va bene. Ripristiniamo una tradizione. Ma scusate una cosa, la legione Fretensis, ma quando mai l'abbiamo avuta? Non ditemi, eccolo qua, lo sapevo io. Questo. Vabbè, però non dovremmo avere particolarmente paura, abbiamo tanti uomini di difesa, loro non sono particolarmente forti. Fatemi vedere il banditismo qua adesso, che livelli è. Come è schizzato in avanti. Parecchio in avanti. Parecchio in avanti. Vabbè, ci penseremo. Allora. Mamma mia. Congiura maledetta. Maledetta congiura. Reclutiamo il nostro generale. Ok, e reclutiamo a questo punto corti d'aquile. Assolutamente legionari corazzati. Anche loro mi piacciono particolarmente. Qui posso usare per l'attacco. Qui abbiamo addirittura questo evoluzione del scorpione romano. Colpi al minuto, tira molto di più, anche se l'attacco scende leggermente, però tira molto di più. Qui abbiamo l'onagro. Oh, che bello. Un po' meno portata, però ha delle abilità speciali. No, ha più portata. Ha più portata, meno danno.
Oh, interessante. Questo lo vorrei provare. Questo lo vorrei provare. Gli diamo uno di quei. Beh, in realtà dobbiamo tirare sulle mura, quindi in realtà. Wow, 3000. Beh, anche questo costa tanto. Allora, proviamolo un agrone romano. Andiamo sulle queste. Ah, ok, siamo già arrivati al limite, va bene. Per ora stiamo così. Per ora. Loro le richiamiamo sperando che non ci attacchino a nord, anche se sarebbe un buon momento questo per attaccare, e li portiamo assolutamente qui. Lui coprirà questo lato e scenderà. Lui arriverà da qui e prenderà queste cittadine. Mamma mia, che disastro, ragazzi. Allora, qui possiamo subito occuparcene senza problemi. Vediamo se non ci arriva, ma perché secondo me c'è questa città questo paesino che ci blocca. Ok, qui li andiamo a prendere. Obiettivo facile. Direi modalità di protezione. Ok. Ok, andiamo a no, a occupare. Ok. Ed ecco qua, infatti si è liberata la strada. Ok. Prendiamoci l'insediamento, direi in modalità di equilibrio. Ok. Maledetti traditori. Maledetti traditori di Roma. Ok, andiamo a occuparlo. E dovremmo essere a posto. Perfetto. Abbiamo perso probabilmente un po' di investimenti, ma ci sta, fa parte del gioco. Ok, l'unica cosa è che questi adesso non si possono muovere. Se ne stanno qui, va bene. E ok, qui abbiamo recuperato. Qui abbiamo una legione che può effettivamente spingere in avanti e poi andare a occupare il ponte. Ed è quello che gli faremo fare. Quest'altra legione non voglio più farla spingere in questa direzione, ma può spostarsi e ritornare in quest'altra direzione. Qui, ragazzi, ci fanno un panino mega galattico. Io potrei fermare questa, ma comunque sarebbero tutti questi cavalli contro una regione che non ha senso di esistere. Potremmo piuttosto però andare qua a rompergli le scatole. Tanto comunque non mi ricarico. Questi sarebbero da unire, però li lasciamo così per ora. Tentiamo la fuga a questo punto. E andiamo a liberare questa città e poi ritorneremo. Guardate fin dove. Ma riesco ad arrivare fino a qui? Addirittura? Allora, liberiamo questa città. Cioè liberiamo, scappiamo da questa città. Proprio palesemente l'abbandoniamo. Ok, perfetto, riesco ad arrivare a questo insediamento. Noi andiamo subito ad attaccare. Tra l'altro probabilmente ha combattuto contro i Seleucidi. Fatemi vedere quanta è la rimanenza. 78 potrebbe essere accettabile. Però io lo voglio andare a combattere. Adesso lo circondiamo. L'idea è liberare questa zona in modo tale che non ci aspettiamo un attacco da questa parte, tornare indietro, ricaricarci e poi ripartire all'attacco. Questo insediamento lo lasciamo a sé. Sabotiamo le scorte. Vediamo se riusciamo a bloccare questo esercito. Tanto ormai noi siamo scappati. Niente da fare. Ok. Maledetti spagnoli. Allora, potremmo creare anche una legione a Iol, che però non presenta nessuna unità difensiva minimamente. Qui c'è qualcosa, potremmo attaccare effettivamente, quindi creare una legione. Potremmo farlo. Voi non potete scappare da nessuna parte. Ok, adesso non potete, no. Potete solo starli a prenderle e niente, le prenderete. Fortunatamente non abbiamo perso le isole. Fortunatamente. Allora, bel macello.
Bel macello. Allora, abbiamo 30.000. 30.000, una legione che arriva da nord, ok. Qui potremmo organizzare qualcosa, ma no, onestamente no. Qui potremmo effettivamente, dovremmo tenere sotto controllo questa, quindi reclutare degli agenti non sarebbe male. Allora vediamo di fare più 15 la pressione fiscale, creiamo le forze. Aspettate, dov'è Anteia? Anteia ha le unità ausiliarie, però vabbè, d'altronde. Allora, creiamo le forze, andiamo a creare un nuovo esercito, vediamo chi abbiamo a disposizione. Qualcuno di interessante c'è? Questo è un 6. Questo è un 6 nel comando. Allora, creiamo un esercito. Ok, abbiamo creato la 18ª primigenia. E andiamo a reclutare gli uomini. Corte, sicuramente. 2 di questi, 2 di questi. Cavalleria me la lasci prendere, sì. Quante truppe, ragazzi, qua? Andiamo a prendere ancora una cavalleria. Vediamo il tiro, se riusciamo. No, il tiro. Siamo arrivati al massimo. Ok, abbiamo 16.000. Io a questo punto starei così. Starei così. Maledetti, schifosi. Qui fortunatamente è andata bene perché eravamo belli distanti. Questa legione potrebbe effettivamente tornare, andare verso la parte africana. Potrebbe farlo, ci impiegherebbe tantissimo. Guardate quanta roba si deve attraversare, però a mali estremi potrebbe essere qualcosa che potremmo fare. Andiamo a creare un'altra legione a questo punto, anche se perderemo molti soldi. Molti soldi. E questa è questa in realtà non ci serve in questa zona. Se lo faccio uscire, quanto è? Più 7. Allora facciamola uscire. Facciamolo uscire e facciamolo arrivare qui. Poi vediamo. Ah, mi ci piega tantissimo però, forse tutta l'Africa. No, qui va creata la forza. Andiamo a crearla. Vediamo un candidato. Lui non è male, Lui non è male. Anche lui non è male. Allora, creiamo esercito. Reclutiamolo, ma sarà un esercito più che altro di attesa, diciamo, mettiamola così. Prendiamo la corte. Prendiamo... Allora, gli evocati ci potrebbero stare. Perché siamo in Africa, quindi elefanti ci potrebbero essere. Facciamo così. Vediamo se riesco a prendere un po' di tiro. Sì, ok. Ok, signori. Mamma mia, ragazzi. Che disastro. Che disastro. Che disastro. Però adesso abbiamo raggiunto una bella percentuale, 57%. E potremmo, in un futuro, switchare sull'impero. Non male, non male. Costi di transizione. Non male, vabbè, ci pensiamo. Signori, grazie per essere rimasti con me. Noi vediamo cosa fare. Voglio vedere solo una roba, se questo insediamento attaccarlo subito oppure no. Sì. Ma io direi che lo vediamo nella prossima puntata. Grazie per essere rimasti con me e incrociamo le dita per questa campagna dove la Spagna si è ribellata, signori. Mamma mia che stoccata, mamma mia. Ricordo, ragazzi, like e un commentino che fa sempre bene e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.